Da Bassano al mondo, il viaggio spirituale e fisico di andata e ritorno è quello del cardinale Fabio Baggio, scalabriniano, da oggi anche arcivescovo. La cerimonia di ordinazione episcopale si è svolta nella chiesa della Santissima Trinità in quartiere Angarano, alla presenza del cardinale Michael Cerni, presidente del Pontificio Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, del cardinale Silvano Maria Tomasi e del vescovo di Vicenza, Monsignor Giuliano Brugnotto. Sì, lo voglio. Il rito di ordinazione parte con i 9 impegni espressi a voce. A seguire la prostrazione durante le litanie, l'imposizione silenziosa delle mani degli altri vescovi e poi il libro dei Vangeli sopra la testa, l'unzione crismale, la consegna dei Vangeli, dell'anello, del palio, della mitra e del pastorale. A Monsignor Fabio Baggio il Papa ha affidato la diaconia della parrocchia romana di San Filippo Neri alla Garbatella e il titolo di vescovo di Urusi, antica diocesi tunisina, oggi soppressa. Nello stemma episcopale, assieme al motto "Mi indicherai il sentiero della vita", sono richiamati il fondatore dell'ordine, San Giovanni Battista Scalabrini, con i 2 angeli sulla scala di Giacobbe, uno proteso verso Dio, uno verso gli uomini, e il protettore San Carlo Borromeo, con la sua croce di legno bordata d'oro. Tra pochi giorni il cardinale Baggio compirà 60 anni e continuerà a dedicare il resto della sua vita agli ultimi e alle periferie del mondo.